oltre che giovedì prossimo, il 31, con la presenza di Sirka, un'amica videomaker che viene qui a parlarci del suo lavoro, a giugno, nel quadro della mostra di fotografie curata da Manuela Falchi e Stefano Fos, dove è Manuela, la mostra di Zanelle Muoli, una fotografa sudafricana, lesbica, che fa proprio, è una attivista per la comunità lesbica e GLT, e noi all'interno di questa mostra presenteremo ogni giovedì 4 documentari. Prego volete le 6 perché dovete guardare un po'. Quante sedie dobbiamo preparare? Purtroppo solo 2. Allora, Cuna. Scusate, io sto ancora piangendo per il piccolo uovo. Allora, Cuna, parlaci dell'aquinesimo. cioè vabbè, io non do esami da un paio di mesi, tu devi venire a farmi l'esame. Cioè, non ho capito. Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Noi siamo Silvia e Francesca, anche detta Cuna dell'ARC. Lei è Cuna, io sono Sara. Sì, non è che siamo due persone in presentiamo l'Aquilesima. L'Aquilesima, come l'anno scorso, è un periodo di 40 giorni, adesso interroghiamo voi, che va da una data a una data. Chissà qual è la prima data? Tiziana! Il 16 maggio. Brava Tiziana, segnate un punto. Che oggi d'altronde. Convenzionalmente però l'Aquilesima parte in un'altra data, che è il 17, perché è la giornata internazionale contro l'omofobia, che rappresenta praticamente la giornata nella quale si celebra la rimozione dell'omofobia dal DSM, che sarebbe un insieme di astrazioni dei medici. Da questa prima data faremo un percorso di iniziative culturali che durerà 40 giorni e che culminerà con... Chi lo sa? Carlo? No! Carlo non lo sa. Con il Pride. Il Pride, il tanto contestato Pride, la manifestazione dell'orgoglio che rappresenta tutte le diversità di tutte le persone di tutto il mondo, e che però sembra una cosa così brutta, così sporca. Anche in questi giorni stiamo ricevendo, come tradizione, delle contestazioni, insomma, velatissime, educate, proprio, che insomma ci intristiscono da una parte e ci danno forza dall'altra, mettiamola così. Ovviamente forse in questo momento è più la tristezza, ma in realtà è anche un modo per crescere. In questi tu hai preso Depennando le cose che stai dicendo, così poi non si ripetono. Esatto. 5 pagine. No, perché loro ci hanno chiesto di presentare l'Aquilesima. In realtà io e Cuna, che di solito siamo due simpatiche umoriste, quando abbiamo davanti più di 5 persone iniziamo fra sindrome di Tourette e una forma di mutismo che dà sbattimento di testa nel citofono, quindi non siamo più simpaticissime. Vai, continua, non ti volevo disturbare. No, sono preparata per il momento, ditemi di sì. Quindi l'Aquilesima, abbiamo detto, periodo di 40 giorni, una data, l'altra data, ovviamente la seconda data è convenzionalmente riconosciuta come 28 giugno, che è la data che appunto convenzionalmente, se lo voglio ripetere un'altra volta, convenzionalmente magari è impiegata come giornata dell'orgoglio omosessuale, bisessuale, lesbico, transessuale, transgender, intersessuale, queer. E durante questi 40 giorni ovviamente avremo degli eventi culturali di un sacco di specie. Un sacco di specie. Vogliamo fare qualche esempio? Facciamo qualche esempio. Abbiamo 17 appuntamenti a Cagliari. 15 associazioni che hanno collaborato con noi per allestire il calendario. Abbiamo 2 produzioni di danza, un seminario accreditato agli ordini professionali, diritti di famiglia, il 14 di giugno, una conferenza sulla famiglia a Sassari, un altro seminario sulla famiglia, un incontro sulla famiglia. Abbiamo ben 7 film, fra cui quelli che la Circola ci propone e siamo felici di ospitare nel Più che altro mi stavo venendo calendario. in mente una cosa che non ho detto e che volevo dire, che quest'anno l'Aquilesima, come l'anno scorso, aveva
un tema portante che ci ha condotto appunto durante questi 40 giorni. Quest'anno abbiamo due temi che si sovrappongono e vanno appunto a completarsi. Un tema è quello della transessualità, della transfobia e di tutto quello che concerne appunto le persone transessuali e transgender. Il secondo tema invece è la famiglia. Abbiamo cominciato a dare un assaggio di questo tema stasera, poi ovviamente, come stava dicendo Silvia, spiegheremo che i tipi di famiglia sono tantissimi. Esatto. Wow, Bravo, grazie. Molto bello. Più o meno ci Se siamo. volete farci qualche domanda, no? Non c'è nessuno che vuole fare domande. Abbiamo detto tutto. È tutto gratuito. Ma perché il sindaco ha dato No, vabbè, è bene ricordare che l'Acquiresima è una piattaforma assolutamente inclusiva, è una piattaforma che lavora con il territorio, sul territorio e per il territorio, quindi tutte le associazioni che hanno voluto partecipare sono state felicissime di riproporre l'Acquiresima, che si ripresenta al secondo anno, quindi c'è stato un po' di difficoltà, nel senso che innanzitutto il tema della transfobia è stato un tema cercato, è stato un tema sentito, è stato un tema di cui probabilmente la stessa comunità LGBT non tratta, non se ne occupa, o forse se ne occupa ma non ci si interessa abbastanza, quindi la famiglia probabilmente è il tema di cui si parla in questo momento più spesso. Ci siamo trovati di fronte a un problema della transfobia di natura giuridica, di natura medica, mancano i punti di primo un consultorio, manca qualsiasi cosa, le persone sono costrette ad andare fuori, mancano i soldi. Abbiamo capito che per quanto sia un po' difficile da capire all'inizio, la cosa più difficile non è l'intervento, che comunque ha un iter lunghissimo, ma è vivere tutti i giorni in una società che comunque ti considera sempre un po' meno donna, un po' meno uomo. E per noi è stato un percorso che è durato, un percorso di autoformazione e speriamo poi di messaggio e di formazione per le persone che vorranno partecipare in Acquiresima. È stato un percorso molto bello. Abbiamo avuto la fortuna di avere tante persone che hanno avuto voglia di condividere determinati momenti e determinati vissuti con noi, e per noi quest'inverno è stato un percorso veramente molto, molto bello, molto ricercato, molto voluto, e speriamo che comunque lanci un messaggio innanzitutto alle persone, e poi lanci forse un messaggio più in là negli anni, non lo sappiamo, anche alle istituzioni. Perché purtroppo in questo momento chi vuole affrontare questo cammino si trova quasi allo sbaraglio, nonostante ci siano alcune figure di riferimento, ma manca veramente una forma a queste figure, e uno si deve un po' affidare a volte a degli amici o delle amiche che hanno fatto già lo stesso percorso, per cui questa è una cosa che oltre alla famiglia abbiamo sentito molto di portare avanti. Abbiamo poi una cosa molto bellina. Sì, aspetta, però la cosa bellina è che ci vediamo anche al planetario dell'Unione Sarda. Sì. È tutto gratis anche quello, perché noi zappiamo per pagare le cose. Tutti i giornalisti che ci chiedevano ma questi soldi noi siamo ricchissimi, ma quantificate i soldi? Siamo ricchissimi, e quindi abbiamo un programma al planetario che è Costellazione d'Eros. Molto bello, però non vi devo dire niente, altrimenti non andate a vedervelo, è veramente molto carino. Voglio ricordarvi anche l'inaugurazione della mostra organizzata da Emanuela, che l'ho vista che è là dietro, quella inquadrata, adesso un occhio di voi su Emanuela, perdonate la pronuncia, Zanele Uoli, visual artist. All'interno del programma dell'Acquiresima troverete anche tutti gli appuntamenti che abbiamo inserito, che organizza il MOS di Sassari, che organizzano le ragazze di Portigali del gruppo Sataresti. La fiaccolata. La fiaccolata, fiaccoliamo, parliamo. È meglio accendere una candela che maledire l'oscurità. Questa è una grande verità. È sabato. Cercheremo di portare un po' di luce, di fare chiarezza, di fare un percorso attraverso questa città. Appunto,
celebrando è brutto perché c'è un inghippo di termini, tanto non bisogna districare mai. Allora, in occasione, questo è neutro, in occasione della giornata mondiale contro l'omofobia e la transfobia, ma più che altro contro la transfobia, facciamo una fiaccolata per commemorare tutte le vittime della transfobia. Partiremo da Piazza Palazzo alle ore 20. Il percorso non lo so a memoria, non chiedetemelo mai, seguite tutte quelle persone che andranno in una direzione e ci troveremo poi a terminare il percorso in piazza San Sepolcro. Durante questa camminata ci saranno degli spunti di riflessione, delle letture, insomma non sarà una cosa sterile, sarà qualcosa di... getteremo un seme di ragionamento. Devo dirti una cosa che non sai. Gian Domenico ci sta filmando. Saluta. Ciao Gian Domenico. Comunque meno male che non sapevamo parlare, che parlavamo poco e soffrivamo di mutismo. In verità la mia idea originale era questa, per rompere il ghiaccio, presentarvi la Quiresima come i neri per caso. Esatto. Quindi era tigidi, la Quiresima è un programma di 40 giorni, tigidi. Comunque, per noi sarebbe Dov'è più o che meno... fate i vostri spettacoli? Noi no, siamo solo da sole, privatamente, siamo timide. Sorridi che, ragazzo. Va bene, quindi vi invitiamo ancora a tutti gli eventi, trovate tutto quanto il programma che è una pazzia, una volevo follia. ricordarvi anche il film di Giovanni Il film Coda. di Giovanni domani. Non dimentichiamoci il film di Giovanni Coda, per chi non l'ha visto. Un film molto bello sull'Omocausto, domani viene trasmesso alla CGL, proiezione gratuita, assolutamente, tutte le cose che facciamo. Proiezione gratuita, è un film molto bello, il regista, vabbè, molti di voi lo conoscono, molti attori li conosciamo lo stesso, è un film che merita assolutamente, una storia bellissima, è una creazione assolutamente di Giovanni, per noi è stato un piacere andare a vederlo anche alla prima e siamo contenti se anche voi condividete. È un gioiello, non è un cadeau proprio, è bellissimo. Domani 17:30, CGL, Viale Monastir, 11, controlla se è giusto perché guarda. 17. Carlo. No, c'è scritto Viale Monastir. Vedi, in tutto precisione. Viale Monastir. Tutto Viale Monastir trasmettono. E quindi niente, fiaccolata sabato, Pride 29 giugno, basta. E poi basta. Beh, sono affezionata a questi posti. Beh, cosa fare? Bene, c'è un buffet, una sorta di brindisi mangiare. Alessio, tagliami dove sono uscita, grazie.